maccheroni dei grani antichi, grani delle Madonie, con il famoso sugo di masticogna, la pecora strip e la salsa, come abbiamo detto poco fa, di Valle d'Olmo. Quindi un piatto della tradizione. Tradizione del territorio che si fa abbinata alla festa di Ferragosto, questo piatto tipico. Eccolo qui. Abbastanza Piatto speciale, guardate. particolare. Guarda che magia dei colori, ora iniziamo il lavoro. Quindi adesso lo possiamo gustare. Ora arriva il momento Fotografie. Allora, pasta con Se le pensate di un piatto del genere, lasciate scritto nei commenti. Quindi un sugo speciale oggi qui per questi maccheroni. Maccarrona Cusani con masticogna e pettorina di pecora scippa. Un piatto squisitamente tusano. Bisogna continuare a mantenere viva la tradizione dei nostri piatti. Assolutamente, la tradizione e identità, e tra l'altro oggi ci sono molti sono persone che vengono da fuori e che sicuramente apprezzano questo tanto che mi piace. un po' più asciutte. No, io ringrazio la Ero curiosa di capire qual è. Avete mai gustato un piatto del genere? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti. Come è stato preparato questo piatto? Questo preparato è con la carne di pecora e masticogna e Cos'è la masticogna? la masticogna è un carciofo che cresce nei campi. Grazie. Marco, serviamo i maccheroni nella maidda. Sì. Guardate che bontà, che spettacolo, amici. Una serata speciale a Tusa nell'ambito di Nebrodi e Madonie Slow. Oggi ultimo appuntamento. Vede che magia che c'è qua, eh? Buon lavoro, i migliori auguri, viva l'Italia, viva la Sicilia. Queste sono le eccellenze. Sono le eccellenze della nostra Sicilia. E la nostra identità, su questo dobbiamo lavorare. La masticogna e ognuno dei loro comuni, il loro prodotto non ci fa. No, mi appate il formaggio, prima l'assaggi senza e poi glielo metto, perché possibilmente il sugo non te lo senza. Il formaggio è per chi non conosce il sugo. Allora amici, fateci sapere da dove siete collegati. Noi siamo in diretta da Tusa. Siamo in provincia di Messina, stiamo per gustare questo piatto. Salutiamo Nino, salutiamo tutti gli amici che sono collegati. E allora tra poco gusteremo questo piatto. Serie A. Mangiare amore. Non lo so. Amici, fateci sapere anche da dove ci state guardando. E guardate che spettacolo questi maccheroni. Attenzione, ti far vedere una cosa. Sì. Allora amici, noi vi salutiamo da questo borgo siciliano e quei maccheroni vanno a ruba, allora non resta che gustarli anche noi. Fateci sapere cosa ne pensate, se conoscevate questa ricetta della tradizione e scrivete nei commenti anche da dove ci state guardando. Ciao a tutti. Io do il piatto. Ok, allora, ok. Venuto. Oh, bravo. No, lei, io sono all'oste. Attenzione. Ma lei cosa ha qui? Al vino. Al vino, sono addetto al vino e all'acqua. E poi principalmente all'acqua. Ecco, per questi maccheroni ci vuole il vino rosso. Immancabilmente. E allora prepariamo un bicchiere di vino rosso per tutti gli amici di Bella Sicilia, lo dedichiamo a tutti gli amici che ci stanno guardando in giro per il mondo. Fateci sapere da dove.
Ok, No, facciamo un brindisi. quindi si faccia questa compagnia del doppio del cappellino. Grazie e un caro saluto a tutti voi amici. A te, della Sicilia. Salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia. Ciao. Buona cena. Facci piano, Adriano. Diglielo però.